Bene, abbiamo lasciato Maria Grazia De Sì, presidentessa di Cofimer, con la quale abbiamo parlato di credito, e adesso andiamo in piena attualità perché ieri è arrivato il consueto report di metà estate della Confederazione Nazionale degli Artigiani, che ci racconta di un'edilizia della Sardegna che nel 2020 ha visto investimenti in calo del 4%, ma ha visto soprattutto una situazione che si è portata al miglioramento grazie agli investimenti negli interventi pubblici. Porco. Sì, queste stime sono aggiornate e tengono conto di quanto accaduto nel corso di questi mesi e degli effetti della pandemia e del Covid sul settore. Il dato di fatto è che era inevitabile, subiamo una contrazione pesante nell'anno in corso. Ovviamente il quadro di riferimento è costruito sulla base degli elementi oggi disponibili. Ci auguriamo tutti che non ci sia un ritorno pandemico e che quindi ovviamente le imprese, i livelli della produzione possano continuare con la progressività che è necessaria. Rileviamo, come dicevo, ed era inevitabile, una contrazione rispetto a un anno, il 2019, che era stato fortemente positivo, con un tentativo di recupero che andava consolidandosi dopo 10 anni di contrazioni continue. E il 2020 si segnala, come lei ricordava, con una caduta degli investimenti dell'ordine del 4%. Sono soprattutto i settori del residenziale pubblico e privato che producono questa contrazione, questi segmenti del mercato, la riduzione nell'ordine del 12% medio. La caduta è attenuata, come lei ricordava, da una forte crescita del settore delle opere pubbliche nell'ordine del 9%. Siamo a livello, sul vostro report viene segnalato a livello di vertice nazionale. Sì, qui abbiamo sulle opere pubbliche abbiamo un incremento che è di gran lunga 9%, con una condizione di quasi stagnazione per quanto riguarda il livello nazionale. Richiamiamo anche la positività che riguarda i pagamenti alle imprese, perché nel corso degli ultimi 6 mesi il sistema pubblico ha incrementato i propri pagamenti. Parliamo soprattutto delle amministrazioni locali, nell'ordine del 15% medio e con punte del 34% per quanto riguarda la Sardegna, diciamo, meridionale, Sassari, diciamo un andamento medio che da questo punto di vista è confortante, in ragione delle azioni che sono state fatte in questi mesi per cercare di sbloccare la criticità annosa, che è quella che riguarda ovviamente i crediti che le imprese vantano nei confronti della pubblica amministrazione. A questo punto, questo intervento economico di chi è stato? Dello Stato o delle Regioni? L'intervento è un intervento congiunto e ha riguardato soprattutto la Cassa Depositi e Prestiti, e quindi attraverso questa la disponibilità finanziaria che è stata messa a disposizione delle stazioni appaltanti e quindi delle strutture che riguardano ovviamente i settori, diciamo, decentrati e soprattutto i comuni. E quindi c'è stata una crescita quindi dei pagamenti, questo è fatto significativo, e speriamo, e ovviamente l'auspicio è che possa continuare, perché comunque l'ammontare dei crediti è ancora significativo. Ecco, con Cagliari alla top in Sardegna, anzi Cagliari, la città metropolitana di Cagliari, con più 35% nel primo semestre del 2020. Sì, è l'incremento rispetto al semestre dell'anno precedente. E quindi siamo di fronte a una situazione ovviamente che è gravida di incognite, e quindi dipenderà molto, appunto, come dicevamo, dagli effetti della pandemia, dipenderà molto dalla capacità dei diversi soggetti istituzionali, Regione, il sistema dei comuni, ovviamente lo Stato nel mettere a disposizione gli strumenti, operare quella riconfigurazione che noi sollecitiamo da tempo, perché di risorse impegnate ne abbiamo tante, ma abbiamo la difficoltà ovviamente di far progredire l'apertura dei cantieri e quindi la realizzazione delle opere.
Parlavamo della difficoltà soprattutto nell'edilizia privata. Voi concludete il vostro report con una parola di speranza che è legata a una parola magica che è prevista ed è in fase di attuazione e di studio per essere definita nei particolari, che si chiama Superbonus, che riguarda la ristrutturazione ma soprattutto l'adeguamento delle strutture che riguardano la riqualificazione energetica e strutturale degli edifici. Sì, è una misura ovviamente importante. Nei prossimi giorni stiamo completando una stima sul mercato isolano da un punto di vista dell'impatto. Sono molto importanti le decisioni che verranno assunte in questi giorni e poi rese pubbliche dall'Agenzia delle Entrate e dal Governo per definire tutti gli aspetti e il processo che riguarderà gli adempimenti e soprattutto gli aspetti tecnici di cessione del credito d'imposta. Quindi misura importante che avrà un impatto non su quest'anno, perché è inevitabile. Il provvedimento dovrebbe durare fino al 2021, ma al Parlamento noi ci auguriamo lo proroghi almeno fino al 2022. Per rendere davvero operativa la misura servono ovviamente i dettagli, le norme che dovranno essere rese pubbliche e che ovviamente daranno là agli interventi. Considerato che la parte rilevante degli interventi è quella che avverrà attraverso i condomini e quindi i processi di asseverazione, di certificazione sono anche abbastanza lunghi, le assemblee e quant'altro, quindi le stime di cui parlavamo prima ovviamente non contemplano gli effetti di questa misura che per il 2020 possiamo già da oggi dire che sarà nulla. Questo però potrebbe essere importante anche per quel che riguarda la ristrutturazione degli edifici dell'edilizia popolare. Ma noi ci auguriamo di sì, perché tra l'altro sono attesi anche dei provvedimenti specifici che riguardino le periferie e sulla quale ovviamente il governo è impegnato a racimolare risorse che possano servire a riequilibrare da un punto di vista urbanistico della qualità del vivere quei quartieri degradati delle grandi città, delle piccole e medie città che sono un elemento che come sappiamo su cui ovviamente ci sono dei problemi nella qualità stessa della cittadinanza, del vivere civile, la microcriminalità e quindi nell'adeguare il contesto e migliorare quindi gli standard di vita, oltre che ovviamente tutti gli effetti di ricaduta positivi che tutto ciò potrebbe comportare da un punto di vista della ripresa dell'economia. Per quel che riguarda il pubblico, buona parte degli investimenti che sono in programma e che ci hanno portato a questo più 9% al vertice nazionale degli investimenti riguardano soprattutto Abbanoa e ANAS. Sì, a Banoa soprattutto abbiamo visto che è soggetto che negli ultimi mesi ha mostrato una forte dinamicità e quindi insieme all'ANAS. La Regione meritoriamente, come da noi richiesto, ha nelle scorse settimane effettuato una riprogrammazione degli interventi sulle grandi opere, su fondi strutturali sui quali per ragioni varie di ritardi rispetto al processo di realizzazione delle opere, queste risorse sono state riprogrammate e dovranno essere indirizzate su opere di tipologia diversa, più piccola. Ecco, qui si pone un problema poi di, come sollecitiamo da tempo, di gestione dei processi. Quindi non basta compiere questi atti, certo virtuosi, poi occorre attenzionare, seguirli, mandarli avanti e fare in modo che ovviamente i cantieri aprano. Nelle scorse settimane abbiamo sollevato e quindi una sorta di denuncia pubblica che riguardava l'edilizia scolastica che avrebbe davvero bisogno E sotto questo profilo siamo assolutamente fermi. di adeguamento. Abbiamo segnalato come su 300 milioni di euro, 414 interventi, solo 4 sono immediatamente cantierabili. Ecco, qui la Regione e il sistema dei comuni possono fare molto. Noi chiediamo che si accendano i riflettori, si vada a capire quali sono gli elementi di vischiosità e ovviamente si creino anche le condizioni. Ci auguriamo che il decreto semplificazione che dovrà essere reso attuativo nei prossimi giorni dia una grossa mano per poter accelerare gli interventi. Un ultimo particolare riguarda il decreto semplificazione, l'attesissimo via libera
almeno per 12 mesi l'Italia dovrebbe muoversi a livello di cantierabilità con maggiore velocità. Ce lo auguriamo, ovviamente è un primo intervento, il cambio di passo serve su un perimetro assai più ampio e non è pensabile di avviare questo processo di semplificazione e di sburocratizzazione affidandolo a un solo provvedimento. Serve un cambio davvero concettuale e anche culturale. Noi costruiamo le norme sulla base di un sospetto che tutti ovviamente si creino degli elementi sui quali ovviamente intervengono elementi di natura corruttiva. Quindi le norme non vengono create per consentire la realizzazione delle opere o per raggiungere gli obiettivi, vengono create per evitare che ci siano degli elementi di corruzione. Quindi si perde di vista l'obiettivo finale, che è quello di realizzare nei tempi più veloci le opere pubbliche. Quindi occorre un cambio a 300, un'evoluzione, diciamo, a 360 gradi, e sappiamo bene che poi tutti questi elementi di vischiosità sono legati anche a altri ambiti. Parliamo ad esempio dell'abuso d'ufficio, parliamo dei problemi che ovviamente sono legati alla firma e alla responsabilità dei funzionari pubblici. L'insieme di queste normative devono essere riviste e quindi riportate in una condizione che consenta alla pubblica amministrazione di poter gestire con efficacia i processi realizzativi delle opere. Conclusione, in apertura di questa puntata con Maria Grazia Dessì abbiamo parlato di credito e abbiamo visto anche che c'è stato questo intervento velocissimo dell'Agenzia delle Entrate, soprattutto se paragonato a quello dell'INPS per quel che riguarda le sue prestazioni, dove veniva assicurato un bonus del 20% per la perdita che le imprese, soprattutto le piccole imprese, avevano subito durante il periodo del lockdown. Mi sembra che questa volta sia andati velocissimi. Stavolta è andata meglio, sulla base anche dell'esperienza non positiva degli aspetti che lei ricordava sulla CIG, sulla quale peraltro si è intervenuto, lo si è fatto in ritardo. Ancora non siamo a regime perché molte delle risorse non sono ancora arrivate alle imprese e ai cittadini, e ovviamente ci auguriamo che la macchina pubblica, almeno nel corso di queste settimane, venga messa nelle condizioni di poter onorare gli impegni nei diversi versanti rispetto ai provvedimenti che si stanno mettendo in campo ai diversi livelli, nazionale e regionale. Le imprese che hanno riaperto hanno deciso di non fare vacanza quest'estate. Ma questo è un tema ovviamente laddove ci sono, per esigenze di mercato e ragioni che attengono a rispondere alla domanda che i clienti pongono, è evidente che molte imprese continueranno ovviamente a lavorare, e credo che questo sia tutto sommato un fatto positivo. Abbiamo bisogno di riprendere e quindi di rifarci da una condizione di crollo, quindi della domanda e quindi dal lato, diciamo, dell'offerta, per cui è importante assicurare valori di produzione che consentano quantomeno di attenuare un autunno che già oggi possiamo immaginare molto pesante. Grazie davvero Francesco Porco, adesso andiamo con la linea della regia, dopodiché ci sposteremo dagli uffici della CNA alla sede regionale della CGIL per analizzare la situazione con il segretario generale Michele Carrus. Grazie Porco. Grazie a voi.